Siamo arrivati alla fine del 2017, anche quest'anno, e è il momento di bilancio su ciò che è successo durante l'anno. È stato un anno difficile dove un minimo di ripresa c'è stata. Confartigianato è stata impegnata in una lotta con il governo, sia locale, quello regionale, sia con il governo nazionale, sul fatto che in questa nazione è difficile fare impresa. Noi stiamo andando verso una ripresa, ma vediamo che tutti i provvedimenti del governo non vanno nel verso della piccola impresa, che poi è il tessuto sociale di questa nazione, perché il 95% delle imprese italiane sono sotto i 10 dipendenti, per cui la piccola e media impresa, l'azienda artigiana, è il sostegno sociale di questi territori. Noi siamo impegnati a far sì che ci siano dei provvedimenti che facilitano il mondo dell'imprenditoria, e abbiamo tutta una serie di impegni con la Regione Veneto per quanto riguarda l'avvio, e siamo anche quasi in fase di chiusura, della riforma della legge sull'artigianato, del sostegno al credito, di tutte quelle leggi che poi vanno a migliorare quella che è l'attività delle nostre imprese. Abbiamo ottenuto un grande risultato con la chiusura di Click Day. Vi sono al via tutta una serie di bandi regionali con delle provvidenze europee e nazionali che dovrebbero andare nel verso di aiutare l'impresa nell'efficientamento energetico e nel miglioramento di ciò che è la digitalizzazione delle nostre imprese, digitalizzazione che sicuramente sarà la chiave di volta del futuro e una chiave di progresso per le nostre imprese. Noi siamo al fianco di queste nostre aziende, abbiamo anche varato adesso un nuovo sistema di lotta contro la burocrazia e contro il fisco. Stiamo facendo una campagna nei confronti del governo che si chiama Fisco e burocrazia robe da matti, e tutto ciò è per far sì che la voce delle imprese arrivino a chi ci sta legiferando sulle nostre imprese. Comunque a fine anno è un momento sicuramente anche di distensione, un momento in cui si deve passare le feste natalizie in famiglia, e l'augurio è che voi tutti possiate passare veramente un felice Natale e che ci sia un 2018 felice, un 2018 che sia ricco di successi, soprattutto in famiglia ma anche in impresa, e che le vostre aziende possano progredire come è stato fatto anche nel 2017.